La rubrica Nuove Frontiere si occupa di argomenti scientifici e lo facciamo con il ricercatore indipendente e scrittore Alessio Foglieri. Buonasera Alessio. Buonasera. Bene, vogliamo parlare subito di qualcosa di molto importante, Certamente. come la teoria della relatività e del Big Bang? Sì, esattamente. La teoria della relatività e il Big Bang rappresentano ideologicamente le due più grandi scoperte, assieme alla teoria quantistica, del Novecento. Sostanzialmente la teoria della relatività nasce nei primi del Novecento, è una scoperta attribuita al più grande fisico noto nella storia, Albert Einstein, il quale nei primi del Novecento postula le due teorie della relatività generale e ristretta. Ma scusami se mi intrometto, è quella della famosa formula EMC al quadrato. EMC al quadrato. Energia uguale a massa per velocità costante relativa della luce elevata al quadrato. Sostanzialmente la teoria della relatività modifica la fisica fino allora concepita. La fisica fino allora concepita era quella newtoniana, attribuita ad Isaac Newton, il quale riuscì con le leggi del moto e le leggi della gravitazione universale a postulare in modo quasi perfetto, sostanzialmente, i movimenti dei corpi nello spazio. Quindi riuscì a predire in modo estremamente preciso le orbite dei pianeti e le traiettorie dei pianeti intorno al Sole. Unico problema della teoria di Newton era sostanzialmente che il pianeta Mercurio non rispondeva in modo esattamente preciso all'orbita che doveva compiere intorno al Sole. E la teoria della relatività invece cambia interamente i concetti astronomici e fisici per il fatto che Einstein, a soli 24 anni da impiegato dell'ufficio brevetti di Berna, ha una brillante intuizione. Sostanzialmente nell'universo non c'è un punto fisso nel quale osservare ed postulare leggi sui fenomeni che accadono nell'universo stesso, bensì tutto nell'universo è in costante movimento. Essendo in costante movimento non abbiamo un punto fisso, quindi la teoria della relatività mette in rapporto osservatore ed osservato, per cui non è più una teoria completa e assoluta, bensì mette sempre in rapporto l'osservatore in rapporto all'osservato o viceversa l'osservato in rapporto all'osservatore. Il cambiamento per quanto riguarda la teoria della relatività è implicito nel fatto che, oltre ad analizzare questa caratteristica, la brillante intuizione di Einstein è anche che sostanzialmente, visto che tutto ciò che osserviamo nello spazio e anche nella realtà quotidiana è grazie alla luce, e la luce viaggia sempre a una velocità costante relativa di 300.000 km al secondo, su distanze astronomiche ha un effetto rilevante su concetti legati alla vita quotidiana di tutti i giorni, non sono effetti facilmente percepibili. Per cui, essendo rapportata la velocità costante relativa della luce alla massa, Einstein intuisce con la famosa formula che l'energia è uguale a massa per velocità costante relativa della luce elevata al quadrato. Questo significa introdurre anche nella fisica un nuovo concetto dello spazio e del tempo. La gravità nella relatività non è più concepita come semplice attrazione tra due corpi, bensì un esempio facilmente comprensibile della relatività sta nel fatto che se prendiamo un lenzuolo teso ai bordi, poniamo dentro delle sfere di differente peso, il lenzuolo rappresenta un tessuto che nella relatività è concepito come spazio-tempo. Il tessuto crea un imbuto. Le sfere più piccole, una sfera grande produrrà un grande imbuto, la sfera più piccola un imbuto più ridotto. La sfera più piccola, quando entrerà nella cavità di quella più grande, tenderà ad essere attratta dall'imbuto che nella relatività assume il concetto di spazio-tempo. Da ciò questa modifica sostanziale della fisica fu affiancata anche da un'altra scoperta di straordinaria portata. Prima di chiarire questa scoperta possiamo intuire tutti in modo estremamente semplice la relatività con il concetto che se noi ci troviamo seduti su un treno, questa mette in rapporto osservatore-osservato, e siamo alla stazione affiancati da un altro treno, molte volte ci capita che noi stando seduti non sappiamo se siamo noi a muoverci o l'altro treno a muoversi. E sostanzialmente non importa per la relatività tanto che siamo noi o l'altro, l'importante è che un treno
è in movimento relativamente rispetto all'altro treno. Affiancando questa teoria alla grande innovazione contemporanea che fu quella della teoria del Big Bang, l'astronomo americano Irving Hubble scoprì che nell'universo non era infinito e statico, come pensava invece Newton. Hubble scoprì effettivamente che tutte le galassie, così come è strutturato l'universo, si allontanano tutte, ognuna dall'altra. Sostanzialmente Hubble scoprì che l'universo è in espansione a velocità straordinarie. Le galassie più lontane si allontanano rispetto a noi, alla Via Lattea in cui ci troviamo noi, a 36.000 km al secondo. E l'abate belga Lemaitre scoprì che se l'universo è in espansione, un tempo primordiale era tutto concentrato in un unico punto, la singolarità. Certo. Sostanzialmente l'universo ha avuto luogo da una dimensione sostanzialmente diversa da quella che siamo abituati a concepire. La singolarità era il punto adimensionale, quindi senza dimensioni, in cui era concentrata tutta la materia dell'universo. Questo causò profonde discussioni sia a livello teologico, che rimetteva in discussione il fatto che Dio avesse creato l'universo, e sia sul piano fisico, che era una teoria difficilmente concepibile. Come potevamo pensare sostanzialmente che la materia fosse concentrata tutta in un singolo punto? Queste due idee cambiarono il pensiero moderno della fisica e della materia. Se l'universo nasce come una sfera che si gonfia, ha un confine? È la domanda posta anche dai neofiti in materia. È difficile rispondere se ha un confine, soprattutto l'aspetto più sorprendente è dire cosa c'è oltre questo confine, anche perché è come equivale la domanda a dire cosa c'era prima della singolarità, prima dell'origine dell'universo. È questo concetto che pone alla ribalta teorie completamente nuove, nel senso che se l'universo e la materia hanno avuto origine da quel punto, in tempi primordiali l'avvento del Big Bang ha avuto luogo in una dimensione completamente diversa da quella che oggi osserviamo comunemente in natura, quindi da un qualcosa che non è la realtà che osserviamo comunemente. Ma che senso ha chiarire tutto questo se poi non riusciamo ad esplorare tutto? Questa è una delle domande più complesse, nel senso l'universo è grande miliardi di anni luce, un diametro di 15 miliardi di anni luce, impossibile pensare che la brevità della vita umana sia possibile esplorarlo tutto o comprenderlo interamente. Sostanzialmente ha un senso l'evoluzione di questa comprensione non tanto sul fatto dell'esplorazione fisica, in quanto l'interiorità umana è intelligenza che riesce ad apprendere un qualcosa che è di fuori della sua portata fisica. Questo fa comprendere anche l'evoluzione intellettuale dell'uomo che avviene per la parte interiore e non per l'esteriorità fisica. Benissimo, grazie Alessio. Prego. Per il tuo intervento. Grazie. Buonasera.